Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutti e a tutte, eccoci qua, quinta puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, con la nostra mongolfiera giriamo in lungo e in largo, con me nella navicella c'è Rossella, ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, grazie per questo passaggio e buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci ascoltano in diretta o in podcast i prossimi giorni. Esatto, e siete in tanti, ma mi raccomando, registratevi sul canale YouTube, mettetela con iscrizione, cliccate il bottoncino che così sapete ogni volta che andiamo in onda vi arriva l'avviso e a noi anche ci serve avere più iscritti al canale YouTube. Allora, è gratuito, precisiamo, sì, l'iscrizione. Esatto. Sigla è finita, appuntamento, oggi è una puntata un po' così con la mongolfiera che va e viene, abbiamo un po' di problemi ma noi riusciamo a risolvere sempre tutto. Primo brano con il nostro cantautore che avremo anche l'intervista alla fine come di consueto. Uno sbaglio, ho preso un abbaglio, non sei quella giusta, ancora una volta, il cuore a 2000, mi prendo un infarto, e quando m'hai detto, arriverà, vado a dormire nel letto disfatto, sai che ti dico, poi si vedrà, al pianoforte piango spesso, per la felicità che sento, ma poi mi vedo così perso e dormo sopra il pavimento, solo come un aeroplano sopra il Vaticano che saluta il mondo e se ne va. Ti vorrei vicino, ma quando ti scrivo tu mi prendi a pugni l'anima. Oh. Se c'è un modo giusto dimmelo adesso, se è presto, lo faccio lo stesso, tu non mi ami, in fondo è lo stesso, io voglio solo la felicità, al pianoforte piango spesso, per la felicità che sento, ma poi mi vedo così perso, e dormo sopra il pavimento, è solo come un aeroplano, fra Roma e Milano, che saluta il mondo e se ne va. E ti vorrei vicino, ma quando ti scrivo tu mi prendi a pugni l'anima. Oh. È solo come un aeroplano sopra il Vaticano che saluta il mondo e se ne va. E ti vorrei vicino, ma quando ti scrivo tu mi prendi a pugni l'anima. Solo come un aeroplano sopra il Vaticano che saluta il mondo e se ne va.
e ti vorrei vicino, ma quando ti scrivo tu mi prendi a pugni l'anima. Oh, oh, oh. Posso andare? Posso Vai. andare, grazie. Regista. Abbiamo il regista che stasera fa delle cose strane. Allora, con la nostra mongolfiera voliamo a Padova, dove troviamo il professor Guido Pietro Luongo, che fa parte del CERT, che è un gruppo di ricerca che si occupa degli animali marini spiaggiati. Ci sembra una cosa molto particolare, molto specifica. Grazie per essere con noi, professore, e ci spiega un po' meglio intanto questo CERT. Grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori. Non sono ancora professore, sono ancora un ricercatore. Il nostro è un gruppo di ricerca e intervento su animali marini spiaggiati, in particolare cetacei, quindi delfini e balene e tartarughe. Ci occupiamo di questi animali sia a livello della Regione Veneto come referenti regionali, sia a livello italiano. In particolare a livello italiano ci occupiamo soprattutto di spiaggiamenti di casi particolari, quindi di animali di grandi dimensioni, di spiaggiamenti di massa, quindi più animali, e di casi strani come quello di cui ci stiamo occupando adesso, che è successo proprio nel territorio dove noi abbiamo la nostra sede, che è il campus di Agripolis, che è il campus del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università di Padova, dove lavoriamo e al quale facciamo parte. E allora, però noi abbiamo chiamato il ricercatore, ma era un beneaugurante il professore. Grazie. Per parlare di questo delfino che ormai è una star, sono parecchi mesi che gira, no? In bacino di San Marco. Forse ama l'arte, forse chissà. Sì, sarà lo spirito di qualche prestigioso e illustre veneziano che ha voluto salutare in queste vesti Venezia. A parte gli scherzi, questo animale è stato avvistato per la prima volta a Chioggia nel giugno di quest'anno e poi ha navigato, ha nuotato in giro per la laguna seguendo magari delle prede, insomma, visitando delle aree a più abbondanza di pesce. Questo animale si nutre attivamente, altrimenti sarebbe morto dopo una settimana o qualche giorno in più, e nell'ultimo mese, quindi è da un mese circa, quasi più di un mese, che si trova proprio di fronte alla piazza più fotografata, una delle piazze più fotografate del mondo. E quindi anche lui si fa fotografare perché l'abbiamo visto un po', no? E desta molta curiosità, ma intanto partiamo dal nome perché insomma si è subito trovato più di un nome, no? Gli è stato attribuito. Come si chiama sto delfino? Bel nome. Questo delfino si chiama Tursiop truncatus, che è un tursiope, che è la sua specie. Poi da lì noi esseri umani cerchiamo sempre di familiarizzare, dare un nome anche per affezionarci, no, a questi animali. E a Chioggia il primo signore che ci ha riportato l'avvistamento di questo animale si chiama Domenico, un signore di Padova, è un istruttore di vela, ha una scuola di vela a Chioggia. Questo signore è detto Mimmo. E quindi noi abbiamo iniziato a chiamarlo Mimmo proprio per ringraziare questo signore che per vari giorni ce l'ha segnalato con tanto di fotografie e ci ha aiutato nella prima campagna di educazione, poi di sensibilizzazione del pubblico. Poi questo animale ha iniziato a muoversi, ha iniziato a destare l'attenzione di tutti i chioggiotti, che hanno anche organizzato un sondaggio per dargli il nome. Poi da lì l'hanno iniziato a chiamare Clodio, e poi piano piano è arrivato a Venezia, dove i veneziani ci tengono molto a utilizzare un nome più nordico rispetto a Mimmo, perché non voglio riportare tutte le battute, però insomma un nome più nordico rispetto a Mimmo, e quindi c'è chi lo chiama Tony, chi lo chiama Bepi, però il più gettonato rimane Nane, che addirittura è stato creato uno striscione proprio allo stadio a Venezia con scritto El Delfin se chiama Nane, perché Sì, è insomma chiaro. l'orgoglio veneziano predomina anche sulle specie selvatiche.
Ma questa è bellissima, ci mancava così il timore di avere un delfino terrone che gira in Sì, laguna. esattamente, Vediamo se mi sentite. Mi sentite? Sì, Oh, ecco. bellissimo. perfettamente. Allora, non è la prima volta che entrano delfini in laguna, però questo ci rimane tanto. Sì, esattamente. Può succedere che questi animali, soprattutto questa specie, ci ho tenuto a sottolinearlo proprio all'inizio per dire il vero nome di questa specie che è Tursiope, sono animali costieri. Sono delfini distribuiti in tutto il Mediterraneo, in tutta la zona costiera del Mediterraneo e in Italia ovviamente. L'Adriatico è un po' il regno di questi animali, di questa specie. Questi animali sono abituatissimi a vivere con le attività umane, quindi in zone portuali, insieme alle barche, approfittano per esempio dei pescherecci per cercare di predare qualche loro preda. Infatti sono un po', tante volte è successo sia nel passato che nel presente che i pescatori non siano molto contenti della presenza di questi gruppi di tursiopi che inseguono le loro barche. Alcune volte questi animali che vivono in piccoli gruppi da 6-10 esemplari rispetto per esempio ad altri cetacei che vivono in gruppi molto più numerosi, questi animali esplorano l'ambiente, quindi può capitare che entrano nei fiumi, nelle lagune o si stanziano in determinate aree in cui c'è un'attività antropica intensa, come ad esempio una laguna o un'area portuale. Però lui sta tutto solo invece, cioè di E solito pensavamo che stessero in gruppo, no? Delle volte così. E anche in acqua, nel mare, cioè delle volte capita di vederli qui al largo delle spiagge in gruppo che saltano. Quindi questo Nane, è il delfino Nane, sta facendo delle cose un po' strane. Sì, e il Delfinze Ciamanane è un po' un briccone perché ha scelto insomma la laguna dove sicuramente lui furbo ha capito che e ha scoperto, ha mappato un po' questa laguna alla ricerca di prede. È un animale che si nutre attivamente, come dicevo prima, e molto frequentemente. È già successo in passato, anche quest'anno, in altre regioni, in Friuli Venezia Giulia per esempio abbiamo soccorso un delfino che è stato ritrovato spiaggiato in laguna in acque basse perché non è riuscito come il delfino nane a Dire. muoversi e a trovare la via di uscita. Invece questo delfino di Venezia si muove abilmente. Può succedere, ci sono tanti casi sia nel mondo e alcuni anche in Italia, che questi delfini scelgano per tantissime ragioni diverse, ancora oggetto di studio, di vivere da soli. E quindi vengono chiamati delfini solitari, delfini socievoli, come sappiamo i cetacei, questi animali che sono mammiferi marini, lo ricordiamo, quindi mammiferi proprio come noi, ma vivono in acqua, in mare, hanno una socialità molto sviluppata a livello familiare, a livello di comunità, con una vera e propria cultura della popolazione e sottopopolazione. Per esempio in Veneto vivono regolarmente questi animali, quindi sono proprio dei gruppi familiari che vivono regolarmente di fronte alle coste venete e, come vi dicevo prima, approfittano insomma dell'abbondanza di pesce e anche della presenza di pescherecci per nutrirsi, per alimentarsi. E quindi lui invece ha scoperto che c'è un bel banchetto preparato in laguna, in bacino di San Marco addirittura, e- però non è tanto sicuro, no, per lui abitare lì. È un po' un Le problema. Mm. È più che un vero problema, è un rischio. Noi parliamo di rischio perché questi animali si spingono in queste aree un po' più antropizzate e nel momento in cui, come vi dicevo, loro sono molto abituati alla presenza dell'uomo, quindi nel momento in cui non ci sono dei disturbi attivi, ossia nessuno che vada lì a importunare l'animale, a seguirlo, a tirargli degli oggetti, a tirargli del cibo, a tuffarsi in acqua, a seguirlo con le imbarcazioni a produrre dei suoni che possono disturbarlo. Nel momento in cui tutti questi comportamenti da parte dell'uomo non accadono, l'animale può convivere in questi ambienti. Il problema e il rischio ehm, accade quando l'uomo intenzionalmente cerca di interagire con questi animali che ricordiamo sono animali selvatici, protetti da leggi nazionali e internazionali e quindi ogni fonte di disturbo può essere anche può avere delle conseguenze legali e anche penali.
Pertanto noi abbiamo condiviso un codice di condotta per avere, insomma, il massimo rispetto di questo animale, osservarlo da lontano e rispettarlo nel suo ambiente, che in questo momento è stato scelto la laguna di Fronte San Marco. Però il rischio di entrare in contatto con, cioè c'è tanto traffico acqueo in quella zona, per cui, e anche alcuni motoscafi che vanno un po' veloci delle volte, vediamo. È proprio questo il rischio più grande, sia la velocità, quindi il non rispetto della velocità, dei limiti di velocità nella laguna, sia anche, abbiamo visto in questi giorni, in questi ultimi 10 giorni, che ovviamente l'attrattività del turista diventa anche un business per chi organizza dei tour, no? Delle visite a questo delfino, e un conto è educare e sensibilizzare la cittadinanza di Venezia, che sta rispondendo veramente in modo orgoglioso e in modo molto aperto a tutte le nostre osservazioni, a tutte le nostre raccomandazioni, però un conto è educare il turista che ogni giorno cambia, quindi ogni giorno è come un punto e a capo, e il traffico che aumenta, che già è tanto nel bacino di San Marco, e nel momento in cui c'è un'attrazione che attira un sacco di attenzione, ovviamente il traffico aumenta e c'è quindi un rischio di pericolo di navigazione sia per i natanti, quindi può succedere un incidente, sia ovviamente nel momento in cui il delfino, che ricordo è un mammifero marino, quindi ha bisogno di respirare, nel momento in cui emerge in superficie per respirare, può incontrare degli ostacoli che possono provocare dei traumi a questo animale, più o meno lievi o anche più gravi. Quindi la massima attenzione e rispetto è sempre la raccomandazione, e oltre che il buon senso è sempre la raccomandazione ehm, più idonea in questo caso come in tanti altri. Avete Certo. cercato vari modi, no, per allontanarlo, con i sonar, con attrattive diverse, però avete altre idee di come portarlo fuori? In realtà, da quando è entrato in laguna, quello che siamo riusciti a fare è un monitoraggio. Noi stiamo Mm. monitorando le condizioni di salute di questo animale. Abbiamo sempre visto che l'animale si nutriva, si alimentava attivamente, abbiamo sempre visto che questo animale non è sceso di peso, quindi ha mantenuto un buon strato di nutrizione. È un animale grassottello, è un giovane animale, presumibilmente un maschio. Come tutti i maschi, insomma, a una certa età hanno delle tempeste ormonali o delle idee strane, e quindi anche lui si è fatto un po' È un prendere da queste idee disobbediente, un no? po' Eh, disobbediente, invece di stare con la famiglia si è addentrato in questa laguna un po' trafficata. Quello che abbiamo cercato di fare noi è sperimentare dei dissuasori acustici. Non sono in realtà dei sonar, i sonar hanno un impatto molto mm, più negativo verso questi animali. Questi dissuasori invece sono dei pinger, sono degli aggeggi che di solito vengono legati alle reti, in modo tale da scacciare i delfini che interagiscono con le reti da pesca, sia per salvare il pescato, sia per salvare il delfino anche che del film. interagendo con le reti può mangiare una rete, può ingerire una rete, può strappare una rete o può rimanere impigliato in una rete. Questi dissuasori, nell'esperimento che abbiamo in questo tentativo che abbiamo attuato in questa operazione, grazie alla Guardia Costiera e a tutte le autorità di Venezia, sabato scorso, ha dato un esito positivo, e abbiamo visto che l'animale risponde a questi suoni, ovviamente noi mantenendo sempre una distanza di sicurezza di almeno 50 metri, ed osservando le reazioni di stress. Questo animale non ha manifestato reazioni di stress o comportamenti di stress, ma si è allontanato dall'area in maniera del tutto normale e pacifica, almeno questo in base alle nostre osservazioni. E poi, nel momento in cui noi abbiamo capito che questo esperimento era andato a buon fine, abbiamo interrotto questo esperimento e il delfino puntualmente è tornato di fronte al E bacino di quindi vi San ha detto Marco. grazie ragazzi, siete simpatici, sono contento che vi occupate di me, ma io so già cosa devo No, fare. si sa che a Venezia si mangia bene il pesce, quindi anche lui ne approfitta. Vabbè, mi sembra molto simpatico questo delfino. E mi è venuta una curiosità adesso, come manifesterebbe gli elementi di stress?
Questi animali hanno una serie di comportamenti che si possono osservare dalla barca, dalla costa, specifici. E ovviamente oggi con delle nuove tecnologie, con delle telecamere subacquee, delle normali GoPro, senza voler fare promozione a una specifica marca, o con dei droni, riusciamo ad ottenere altri importanti dati sul loro comportamento. Per esempio, un delfino stressato, un delfino nervoso, un delfino che non vuole essere seguito o che percepisce intorno a sé un ambiente di disturbo o di stress, batte la coda sulla superficie dell'acqua o effettua dei cambiamenti di direzione repentini o batte la testa sulla superficie dell'acqua. Questi sono alcuni dei tanti esempi di comportamento che sono facilmente osservabili nel momento in cui, per esempio, dei ricercatori che monitorano questi animali rimangono in loro presenza più di mezz'ora. Ah, ok, quindi va bene, ma non prendetevi troppe confidenze che... Ok, bene, bene. Allora, che bello questo racconto. Credo che ci saranno molti nuovi iscritti a questa facoltà, che non so neanche che facoltà sia, biologia marina, non so cosa si deve studiare. È medicina veterinaria la nostra, Ah, sì. ecco. E poi c'è la specialità animali selvaggiati, va bene. Non proprio una specialità, però c'è il nostro gruppo di ricerca e quindi se qualcuno vuole fare la tesi con noi, intraprende questo percorso di formazione e di conoscenza che sicuramente fa bene non solo alla conoscenza umana, non solo a noi che abbiamo un aiuto in più, ma soprattutto alla protezione e conservazione di queste splendide creature che ancora oggi, per fortuna, abbiamo la fortuna di osservare e con i quali conviviamo ancora e speriamo che questo duri per tantissimi altri anni, soprattutto per le nuove generazioni, perché sono un'eredità e un tesoro inestimabile che il pianeta ci regala tutti i giorni. Assolutamente, sì. Bene, Grazie. grazie mille. Grazie a Magari voi per se ha l'invito. tempo più avanti una Magari cosa parleremo di tartarughe e di O, animali o di spiazzati. aggiornamenti o di sul aggiornamenti nostro amico su... Nane o Mimmo, che dir si Perfetto. voglia. Ognuno sceglie il suo nome, va Perfetto. bene. Bene, grazie Grazie mille. mille. Grazie Grazie, mille. buon lavoro. Adesso mando il link. Ho tuffari abbaglianti negli occhi quando torno di notte da te. Odio il sole alle 7 di giugno mentre guido e ritorno da te. Poi quell'ora è perfetta davvero. Ci avrò scritto tante mie canzoni. Non c'è solo nel buio l'artista, come tutti divora occasioni. Ma la gente ripete chi sono, sanno tutti un po' troppo di me. Se vi dico non sono nessuno, cazzo credimi senza un perché. Mangio l'ansia nel letto da solo, non mi sveglio più comodo ormai. Soffro tutto in un sogno di giorno, poi la sera sistemo i miei guai. La tua firma io la riconosco, è retorico vecchio lo sai. La mia invece la mostro stasera, faccio il cazzo che voglio oramai. La mia vita è così amatoriale che ti sfido a cercarne di più. Alla gola ti prende e ti assale, che non te ne liberi mai più. Faccio surf sulla vita che passa, prendo e lascio ancora di più. Passa in busta è successo fittizio, ma io resto sul ciglio qua giù. Fra la gente che crede ai potenti, fra le onde giganti in TV, fra
Eccoci qua, siamo ritornati con la nostra mongolfiera, stiamo girando in giro, ma non andiamo tanto distante, no, Rossella? Non andiamo tanto distante perché domenica prossima e lunedì succede una cosa che è un'apoteosi della democrazia, cioè ci saranno le elezioni regionali e noi ovviamente invitiamo ad andare a votare, meglio se per quelli che piacciono a noi, ma vi lasciamo gli altri. Basta andare a votare, perché altrimenti poi quando le cose non vanno bene, e purtroppo spesso non vanno bene, non possiamo prendersela con nessun altro se non con noi stessi, e siccome a noi stessi è meglio voler bene, andiamo a votare così poi possiamo prendersela con gli altri. È convincente sto discorso? Ah, perfetto, direi che non fa una piega. E con noi Allora, quindi abbiamo uno dei aspetta candidati. regista, Sì, rieccoti. eccomi qua, sono tornato, Non ti perché sentiamo. c'è vento fuori. No, non ti Non sentiamo, ti quindi lo dico. sentiamo? Vai te? Abbiamo con noi il candidato per le elezioni ali del Veneto, rappresentante del Movimento 5 Stelle, Andrea De Carlo. Benvenuto, Andrea. Buonasera, buonasera a voi, grazie per l'invito. Allora, ovviamente sarai d'accordo anche tu sul fatto che bisogna andare a votare. Beh, sicuramente, prima ho sentito l'apoteosi della democrazia, ci sarà un'apoteosi se la gente va a votare, perché se da quanto dicono siamo al 50%, ecco, questi sono proprio, sì, non è il massimo, ecco. E come dicevi tu, se la gente non va a votare, poi è inutile lamentarsi, insomma. Molto spesso si dice, si sente sentire, sono tutti uguali, ma non è così, insomma. In ogni caso, il voto è importante, ecco perché poi è inutile, come dicevo, lamentarsi se le cose poi non funzionano o non cambiano. Sì, anche perché ricordiamo che le deleghe che hanno le regioni, specialmente in alcuni ambiti, sono anche pesanti, cioè fanno la differenza quando fanno delle scelte in una o nell'altra direzione, no? Sicuramente, perché al di là della cosiddetta autonomia di cui si è persa traccia in questi anni dopo il referendum del 2017, però le deleghe rimangono e sono sempre importanti. Penso ad esempio in particolare, beh, prima tra tutte la sanità, che sappiamo essere anche la delega che copre anche la maggior parte del bilancio regionale, sulla quale noi siamo, come ormai sapete, ma penso un po' nell'ambito dell'intero centrosinistra, siamo tutti di come è stata gestita e come viene gestita attualmente da parte della regione. Nata nel 1978, ricordo un po' a tutti, con l'allora ministro, la nostra ministra, perché era di Castelfranco Veneto, Tina Anselmi, che è stata addirittura anche il primo ministro donna, ricordiamo, e come un modello addirittura invidiato a livello europeo, ma non solo. Ecco, poi nel corso degli anni si sono aggiunte, cioè dalla parte della regione, perché già doveva essere sì a livello regionale, però poi la regione, ad iniziare dal 93, ma poi negli anni 2000, di fatto la gestione è andata contro quello che era lo spirito della legge come era nata all'epoca. In particolare qui il fatto che si passi e si convenzioni sempre più con il privato, questo comporta cosa? Che i costi aumentano, è inutile girarci sopra, però chiaramente il privato, io l'ho detto in campagna elettorale, il privato deve fare un utile e quell'utile perché non dovrebbe rimanere invece in capo alla regione per aumentare automaticamente i servizi. Cioè questa è una scelta politica. Eh, Guardate, non so quest'anno quando saranno, non so se tanti sanno, ecco, che finite le elezioni poi uscirà nel bollettino regionale, vengono indicate tutte le spese che
che i vari consiglieri eletti, candidati, fanno durante la campagna elettorale, le spese, ma anche da dove vengono tratte le risorse. E è interessante vedere, infatti, quel capitolo, alcuni capitoli di quelle risorse arrivano da cliniche private, addirittura ho visto dall'Associazione Dentisti. È evidente che c'è un grande interesse proprio da parte di tutto ciò che è gestito, di ciò che viene gestito a livello sanitario da parte del privato. Ecco, questo è Certo, insomma sì, basta fare 2+2 in questo caso, no? Esatto, esatto. Ascolta, in effetti uno dei problemi che stiamo sperimentando tutti noi, perché in qualche momento della nostra vita tutti siamo pazienti, sono le liste d'attesa, che sono infinite, a volte nel senso che proprio non finiscono mai, ti dicono richiami fra 6 mesi, non ho l'agenda del 26, del 27, del 28, non so, e il fatto che tutti noi, credo, prima o poi ci rivolgiamo a qualche struttura privata. Ecco, nessuno di noi, cioè di noi mortali, comuni mortali, ha capito come si fa a risparmiare andando nel privato, ovviamente non per le tasche del singolo cittadino, ma a livello di sistema, qual è il punto? Il conto è questo. Allora, che la quota sia anche data, noi sappiamo, se io vado in una struttura convenzionata, perché in quel momento la struttura pubblica non è in grado di soddisfare la visita, il controllo, quel che è, io pago lo stesso ticket. Il problema è questo però, che quel ticket lo pago 2 volte. Cioè, nel senso, io ho già pagato le tasse al pubblico perché mi offra il servizio. E torno a dire, pago il ticket, e però in quel ticket c'è un utile che va al privato. Se io continuo ad aumentare la quota convenzionata, è chiaro poi che aumentano anche gli utili dei privati, che invece potrebbe essere ritornare in capo, in gestione direttamente alla regione. Questo è quello che dobbiamo riprenderci a livello Quindi di... il Movimento 5 Stelle cosa propone su questo? No, è chiaro, dobbiamo riprendere, ridare i servizi in capo alla regione. È evidente che i medici vanno pagati, gli infermieri vanno pagati, perché poi cosa succede? Che il medico fugge dalla struttura pubblica e va direttamente nella struttura privata. E questo, ma se io vado a svuotare il personale, è evidente poi che per forza di cose qualcuno deve sopperire. In questo caso sarà il privato, però, ripeto, non era nata così attenzione, nulla toglie che ci sia anche il supporto del privato. Noi non siamo contrari di principio, però devono esserci dei parametri ben definiti. Qui invece stiamo aumentando, ripeto, la quota convenzionata. Non solo, ma poi molto spesso non trovo il servizio, cioè non riesco a fare la visita, per cui di fronte alla malattia uno cerca assolutamente di risolvere il problema, per cui paga e va direttamente a farsi la visita, con costi che, è chiaro, sono ulteriori costi a carico. Chi può permetterselo? Perché poi è questo il problema. Chi se lo C'è può anche permettere? questo, certo. E ormai la situazione non è più... Bene, mi sentite adesso? Sì, perfettamente. Perfetto, bene. Bene, oltre a questo, che è un campo della sanità, che ne parleremo anche domani pomeriggio qui a Cassavio, faremo un incontro. Aspetta, no, No, hai saltato di nuovo Gian. ci No, siamo? ne parleremo domani pomeriggio alle 18 al municipio di Cavallino Treporti. Ci sarà un incontro appunto con i candidati, con Andrea De Carlo, col quale stiamo chiacchierando un po' adesso, del Movimento 5 Stelle, e con Davide Simonella di Alleanza Verdi Sinistra, per parlare appunto di sanità. Cavallino è uno
dei paesi che insomma soffre un po' di più, ecco, della carenza anche di medici di base. Io La- volevo parlare, mi ecco, sentite? eccoti, Eccomi qua. eccoti, adesso sì. Ecco, volevo parlare anche di ambiente con il Movimento 5 Stelle, con il discorso del consumo di suolo che la Niente, sai, regione parla, abbiamo perso dei pezzi già, non consumo di capisco, suolo nella regione niente. Veneta. Niente, non mi sentite. Immagino che tu volessi parlare di consumo di suolo, forse? Esatto. Ti ho letto il pensiero. Allora, cosa vuol dire consumo di suolo, Andrea De Carlo? Perché siamo un po' preoccupati, molti di noi, insomma, per... Ma allora, mi pare ormai che sia fuori discussione che il clima, l'ambiente, il clima sta per cambiando e tra i principali effetti negativi vi è proprio, sono gli eventi atmosferici. È chiaro che il consumo di suolo cosa comporta poi questo? Effetti ancora più immediati dal punto di vista dei danni, perché l'acqua da qualche parte, io lo dico sempre, deve andare, insomma. E domani sera proprio in delegazione comunale a Jesolo c'è Questa appunto sera? sì, questa sera, scusate, c'è un incontro, sì, ho fatto un attimo, c'è un incontro proprio a riguardo, che riguarda proprio con Legambiente, che ha proposto una propria agenda e la sottopone ai candidati. Ecco, ci sarà un dibattito dove ci sarò anch'io. Consumo di suolo, come dicevo, dobbiamo rivedere completamente e dentro una determinata data, come propone anche Legambiente, il consumo di suolo, cioè con lo stop al 2030. Io ritengo importante, lo ritengo anzi fondamentale da una parte, e dall'altra invece dobbiamo intervenire nella riqualificazione, nel recupero del patrimonio edilizio esistente. Questo è questo è fondamentale, soprattutto nei nostri, noi abbiamo i centri, i piccoli comuni dell'entroterra, ma questo ormai è un po', lo vediamo anche a Portoguaro, ad esempio, ma nell'intero portoghese abbiamo comuni addirittura col 15, 20, 23% di abitazioni vuote. Per cui è lì che dobbiamo intervenire, cioè sono piccoli comuni che si stanno svuotando, impoverendo, per cui dobbiamo intervenire con politiche, con un'agenda a livello regionale. Io ritengo anzi addirittura che debba nascere un'agenzia a livello regionale anche in concerto sia con i comuni che con gli ATER, dove è possibile anche l'investimento proprio pubblico per andare a recuperare almeno una parte di queste unità abitative e riportare la gente a vivere nel proprio comune. Sì, Questo tra l'altro il implica, problema dell'edilizia pubblica abbandonata, prima esatto, Tina Anselmi mi ha fatto molto piacere perché è un mito, insomma, per molti di noi, e nel senso che ha fatto delle cose così, dal punto di vista sociale molto importanti. E anche l'edilizia pubblica comunque, no? sì, Ha avuto uno sviluppo negli anni 60 e adesso molte di quelle case sono state abbandonate, sono lì sono, chiuse. esatto, sono abbandonate. È chiaro che se io vado a costruire sempre, vado a realizzare faccio nuovi interventi, cubature, è evidente che poi chi decide di acquistare una casa si sposta nel limite del possibile, si sposta e va ed acquista che poi gli importi, oltretutto è anche difficile ormai perché acquistare casa per un giovane diventa anche praticamente, abbiamo visto, impossibile, insomma, perché per cui ripeto, fatta un'agenzia a livello regionale e addirittura con un fondo pluriennale. Ecco, questo è fondamentale proprio per agevolare l'eventuale vendita o il recupero di questi immobili da parte del privato. Tenete presente che questo anche dal punto di vista sociale
implica anche cioè il fatto dello svuotamento dei comuni. Noi abbiamo sempre nei piccoli comuni addirittura il 50% di over 75 che vivono da soli. Cioè, per cui sta diventando un problema non solo dal punto di vista abitativo, ma proprio dal punto di vista sociale, perché il problema è, e quando dobbiamo fare una programmazione, ma pressoché immediata, perché adesso hanno 75 anni, ma fra qualche anno ne hanno 80, con tutte le problematiche che ha un anziano, e non abbiamo in questo caso strutture adeguate, le RSA, anche in quel caso non ci sono i posti Non ci sono i posti non ed ci sono i posti, per cui economicamente sono fuori portata, spesso. va rivisto completamente proprio il sistema sociale nel nostro territorio, perché altrimenti non so come nei prossimi anni, anche perché i comuni, attenzione, sono costi a carico dei comuni che non sono in grado di poter assolutamente, ai quali non possono far fronte. Ecco, questo è il problema. Certo. Per cui sì, anche perché abbiamo visto che il governo, per quanto ne dicano, continuano a tagliare in realtà i comuni, per cui... Ad esempio, si sarebbe dovuto sfruttare maggiormente, a mio parere, proprio il PNR, il PNRR, proprio sull'ambito sociale e sull'ambito sanitario, perché le due cose sono strettamente collegate. Le famose case di prossimità, di comunità e prossimità, non lo so, però funzionano, non funzionano, sono state fatte, ma sono ancora vuote di senza fatto, personale. senza personale. Ecco, questo è il rispetto magari ad altre tipologie di interventi. Io ho visto l'altro giorno, è stata fatta una piazza è stata rifatta una piazza in un comune, non mi metto qua a far nomi del comune, ma non so cosa sia stato speso con i soldi del PNRR. Capisco che la linea era quella del progetti di inclusione sociale per i giovani, ma Sì, probabilmente sì. lì cioè, si è riusciti ad ottenere il finanziamento per rifare una piazza che cioè, non era questo lo scopo del PNRR. E piuttosto avrei, ripeto, soldi dal punto di vista sociale per andare a migliorare la qualità della vita nel futuro e soprattutto avremo parecchi soldi che non saranno spesi in PNRR, perché si è già capito, stiamo parlando che fino ad ora si parla del 40-45%, per cui non sappiamo entro il 2026 ci saranno eventuali proroghe, però se l'Italia riuscirà a spenderli tutti. Ma ad esempio nella riqualificazione... Su 200 scuole sono state fatte 7. Ecco, questo è l'esempio. Ma ad esempio anche ritornando a quello che si diceva all'inizio, sulla riqualificazione idrogeologica del territorio, si sarebbe potuto investire di più. C'è un programma, anche perché lì poi abbiamo anche un ritorno pressoché immediato, visto quello che succede, perché in termini Sì, certo. di danni, mancati danni... sì, quanto costa ogni anno tutti i disastri che vediamo in vite umane, prima di sì, tutto, e non dimentichiamoci che anche ieri sono morte, sì, esatto, 2 persone, per ma, cui... ma anche tutti i danni dopo che ne conseguono. Esatto. Gian, dai che Sì, sei... ci sono, adesso mi sentite, finito, suppongo. sfrutta il momento. E niente, siamo quasi verso la fine dell'intervista e che Andrea ci racconti un po' di te, attività, cosa fai, cosa hai fatto, hai avuto altre attività politiche? Sì, allora io ho 60 anni, tra poco 61 qui a gennaio, ma comunque diciamo 60 per il momento, e sono libero professionista, però di fatto collaboro da anni con 2 aziende del nostro territorio che si occupano di riqualificazione anche idrogeologica, perché noi facciamo lavori in ambito fluviale e poi anche nella posa di condotte a basso impatto ambientale, cioè attraversamenti sotto i fiumi con condotte
Sotto che siano per il servizio. gas, per l'acqua, per le fognature. Ecco, questo è il... poi dal punto di vista politico io sono consigliere comunale a Dannone Veneto dal 2009, ho fatto anche un'esperienza di vice sindaco e attualmente ero candidato sempre a Dannone, candidato sindaco, però sì, non ce l'ho fatta, per cui sono il capogruppo dell'opposizione. Da circa un anno comunque abito a Ceggia, ecco, mi sono trasferito a Ceggia, però continuo a fare il consigliere a Dannone Veneto, ecco, questo è il mio... Questi giorni di campagna elettorale ormai siamo verso la fine, ti ha Sì, non portato vedo l'ora. a, No, a è dura girare. perché sì, no, chiaro, cioè, sta cercando di girare soprattutto da Cavallino fino a Treporti, fino a San Michele, ecco, un po' la zona, l'ambito il quale ringrazio anzi tutti gli attivisti della nostra area che tutti i giorni si danno da fare con banchetti nei vari comuni e varie piazze e qua sono molto grato a loro per il lavoro che stanno facendo, sperando di portare a casa, insomma, il risultato, al di là poi che sia Andrea o che sia l'importante per riuscire a portare avanti le nostre battaglie in consiglio regionale, scusate. Va bene, Andrea, grazie. E Sì, niente, Gianluigi oggi non ha tanta voglia di non lavorare, si parla sente? io. Però io ti leggo nel pensiero e capisco che tu hai detto grazie Andrea per le Sì, cose che ci hai esatto. raccontato, in bocca al lupo per il risultato e ci vediamo questa sera in municipio, giusto, a Jesolo, A Jesolo, sì. Lega Ambiente per un incontro sull'ambiente anche con altri candidati e domani sera a Cavallino Treporti alle 18 per un incontro invece sul tema della sanità, sempre in municipio, probabilmente in sala consolare, ma comunque siamo lì, poi insomma vediamo. Perfetto. Va bene. Grazie mille. Grazie Andrea. a voi, buonasera. I tuoi 40 metri quadri in mezzo ai girasoli, come quelli negli occhi che hai quando mi guardi e sorridi. E la pazza che urla di sotto e noi due che non vogliamo dormire. Il tuo cane che piange perché forse è geloso e mi vorrebbe sbranare. I tuoi tatuaggi nascosti in penombra alla fioca luce di una bajour. E le mie mani che sfiorano piano i tuoi seni e dopo scendono giù. Sei bella disegnata dal tempo, sul collo ti ho lasciato il mio segno, rimani ancora un poco nel letto, tu stretti come il cane ed il gatto. Sei bella disegnata dal tempo, sul collo ti ho lasciato il mio segno, rimani ancora un poco nel letto, più stretti come il cane ed il gatto, come il cane ed il gatto. Sul tuo corpo ci scivolo spesso e ti conosco da neanche 6 giorni, anche se sei così familiare che mi pare di parlarti da sempre. E mi spacci non so che medicina nella tua farmacia o sopra il letto di casa. Non c'è più nessuna malattia che io penso tu non puoi curare. Mi fai fare palestra ogni volta che vengo, ogni volta che iniziamo quel film. Poi stremati sul letto ci salverà solo un altro gestito. Sei bella disegnata dal tempo, sul collo ti ho lasciato il mio segno, rimani ancora un poco nel letto, più stretti come il cane ed il gatto. Sei bella disegnata dal tempo, sul collo ti ho lasciato il mio segno, rimani ancora un poco nel letto, più stretti come il cane ed il gatto, come il cane ed il gatto.
mare, hai capito che anche tu potevi diventare un'altra. Che soli si riflette sulle cose, ma la vita poi è plurale. Plurale come noi, plurale come loro, plurale come due. Sei bella disegnata dal tempo, sul collo ti ho lasciato il mio segno. Rimani ancora un po' come il letto, più stretti come il cane del gatto, più furbi come il cane del gatto, più stretti come il cane del gatto. Sei bella disegnata dal tempo, sei bella disegnata dal tempo come il cane del gatto. Nuovamente, Rossella, non ci spostiamo tanto con la mongolfiera, siamo sempre lì nei paraggi. Siamo a San Donà e chi troviamo? Sì, San Donà di Piave. San Donà di E Piave. abbiamo con noi Davide Simonella, benvenuto Davide, che è Grazie. candidato alle elezioni regionali per Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra Italiana. Dico tutto così non ci sono Non ci sono ambiguità. problemi. Allora, Davide, mi fa piacere dirlo, è un candidato molto giovane e cerchiamo di svecchiare un po' anche così, il personale che ci guida. Magari una persona giovane potrebbe capire un po' di più, essere un po' più vicino alle necessità dei giovani, ma non solo naturalmente, perché quando uno è eletto dopo rappresenta tutti, ecco, ricordiamolo magari anche ai nostri governanti che ogni tanto si dimenticano e credono di essere ancora dei capi partito e basta. Ecco. Allora Davide, quali sono le principali emergenze secondo AVS per quanto riguarda la Regione Veneto? Beh, allora innanzitutto sono giovane, ma non giovanissimo, ho 32 anni, quindi un po' di esperienza lavorativa alle spalle ce l'ho. E infatti uno dei temi che sta contraddistinguendo la nostra campagna elettorale è proprio il tema del lavoro. In Veneto ci sono quasi 500.000 di persone che guadagnano meno di 11.000 euro lordi all'anno. Ci sono tanti ragazzi, il 20% tra i 19 e i 30 anni, che sono classificati come lavoratori poveri e c'è un problema di part-time involontario che è ormai a tutti, credo, evidente. Nonostante, diciamo, il costo del lavoro appunto in Veneto non sia tenuto in conto, come abbiamo visto da queste statistiche, abbiamo anche un problema di sicurezza. Quest'anno ci sono stati oltre il doppio nel primo periodo del 2025 di incidenti mortali sul lavoro e abbiamo anche un tema, appunto, come abbiamo visto prima, di precariato. Ecco, riguardo a questo è una cosa che io ho vissuto proprio sulla mia pelle e credo che noi come Alleanza Verdi Sinistra stiamo facendo una campagna in cui andiamo a dire chiaramente alle persone che non bisogna fare azienda sul costo del lavoro o sulla sicurezza dei lavoratori. Ecco, e quindi noi vogliamo andare in consiglio regionale con più consiglieri possibili proprio per appunto combattere contro il tirocinio come è strutturato adesso. Ad oggi basta essere semplicemente disoccupato o studente per accedere a un tirocinio. Abbiamo dei contratti collettivi nazionali invece che vanno applicati, anche perché molti dei tirocinanti che poi si trovano in azienda svolgono esattamente la stessa mansione rispetto a un lavoratore normale, quindi non vedo perché applicare un contratto di tipo diverso, un lavoro gratuito o Scusa qualche Davide, centinaia di cosa euro vuol al mese. dire fare tirocinio da un punto di vista concreto? Cosa vuol dire? Avere uno stipendio, avere Da un punto di vista sicurezza? concreto, allora potrebbe anche non essere stipendiato il lavoratore che fa un tirocinio, oppure potrebbe Cioè va avere a uno lavorare stipendio. gratis. Esatto, oppure potrebbe avere uno stipendio di qualche centinaia di euro a seconda di quella che è la decisione del datore di lavoro, insomma, Sì, o qualche sorta di rimborso, ecco. Un altro tema allarmante in Veneto è sicuramente il tema della sanità. Io vengo da una zona, il Veneto orientale, nel quale i servizi territoriali sono sempre più assenti, sempre più precari. Ecco, noi diciamo invece che una sanità pubblica e di qualità deve esserci.
Lo diremo anche domani sera in un incontro pubblico a Cavallino, l'abbiamo detto la settimana scorsa in un altro incontro pubblico che abbiamo fatto a San Stino di Livenza e credo, e l'abbiamo detto anche in un incontro che abbiamo fatto a Venezia perché è proprio uno dei nostri cavalli di battaglia. Bisogna azzerare le liste d'attesa, bisogna tornare ad avere i medici di medicina generale sul territorio, vicini ai cittadini e soprattutto bisogna stare molto molto attenti a come la regione deciderà di impostare il discorso delle case di comunità, perché ad oggi non sappiamo chi andrà a prendere servizio all'interno di queste case di comunità. Il rischio qual è? Il rischio è che si tolgano ulteriormente servizi in un territorio come il nostro, nel quale già i servizi non ci sono. Poi per non parlare di tutto il tema dei gettonisti nei pronti soccorso, insomma, sono tanti temi. Ecco, una delle cose che a me ha fatto più impressione in questa campagna elettorale è stato quanto è emerso dal confronto col personale che quotidianamente lavora all'interno degli ospedali o comunque del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, da loro emerge chiara la necessità di avere degli orari di lavoro che permettano di vivere. Ecco, questa è una cosa che io personalmente non mi aspettavo, invece da tutti gli incontri che abbiamo fatto quello che è proprio emerso è questo, cioè il fatto che chiedano degli orari dignitosi, un lavoro dignitoso e la strumentazione e tutto quello che serve per eseguire appunto le prestazioni che erogano all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Sì, perché una volta chi faceva la notte aveva più riposi di adesso sono spariti perché manca il personale, quindi devono rientrare al lavoro. Esatto, c'è una mancanza di personale, quello che diciamo noi è che la regione dovrebbe fare proprio l'opposto, cioè investire, non far scappare il personale. Come è successo tra l'altro a San Donà di Piave con la Guardia Notturna che si è dimessa in massa da quando è entrato in vigore il nuovo numero di riferimento europeo 116-117, insomma notizia di qualche settimana fa, che appunto c'è stata una comunicazione tra la regione e la Guardia Medica su questo servizio e loro si sono trovati a gestire un sacco di richieste rispetto a quelli che erano e hanno deciso in massa di dimettersi, ecco. Purtroppo sì, è quello che succede quando il lavoro diventa impossibile. Insostenibile, sì. Non si concilia più con la vita, perché ascolta Davide, e invece per quanto riguarda l'ambiente, va tutto bene nel Veneto, no? Beh, è proprio ieri sera che abbiamo fatto un incontro che si chiamava Ambiente e Lavoro, no? E siamo partiti dando la parola a degli esperti che parlavano a vario titolo, insomma, di varie questioni ambientali e insomma emerge che anche lì abbiamo un problema enorme, che è quello della disastrosa legge sul consumo di suolo che abbiamo, che ha troppe deroghe, abbiamo cementificato tutto il cementificabile. E ecco, emerge anche dalle associazioni, anche Legambiente ha presentato un proprio documento che proprio questa sera andremo a discutere a Jesolo, nel quale appunto afferma quelli che sono i principi, penso, di base civili che qualsiasi partito dovrebbe condividere, ma che evidentemente in Veneto non è così, che sono stop al consumo di suolo e alla cementificazione, e la tutela della poca, ormai pochissima, biodiversità e dei biotopi che ci sono rimasti, perché nel nostro litorale, insomma, come sapete bene anche voi, da Cavallino a Caorle, a Bibbione, a Jesolo, insomma, è stato costruito tutto il costruibile e continuano a costruire, nonostante, insomma, di immobili ce ne siano già abbastanza, però evidentemente è un business per pochi, no? Questa cosa di continuare a costruire, di creare nuovo cemento. Invece quello che la politica e i cittadini dovrebbero richiedere è proprio la tutela dell'interesse pubblico. E qual è l'interesse pubblico in questo caso? È proprio questo, cioè la tutela dell'ambiente e della biodiversità di un posto anche che abbia dei parchi naturali che in questo momento a Caorle e Bibbione non esistono, e questa è una cosa forte che noi abbiamo messo nel programma, cioè di fare il parco naturale di Caorle e Bibbione. Tra l'altro una cosa che noi abbiamo inserito prima che Legambiente pubblicasse il proprio documento, nel quale è riportata la stessa identica cosa. Perché? Perché chi si occupa di questi temi sa quali sono le priorità e sa come stiamo trattando l'ambiente nella nostra provincia e nella nostra regione. Sì, anche perché i parchi siamo fermi no, dal 95 con Habitat 2000, da là non si è più
non ci sono stati più innovazioni sui parchi, anzi su certi parchi anche sono stati più rimpiccioliti. Sì, e oltre a questo, insomma, ci sono delle questioni come i resort che vogliono costruire a Bibbione, sulla foce del tagliamento, sul Cavrato, che è una cosa incredibile, sulla quale come AWS abbiamo preso posizione non solo come AWS Veneto, ma congiuntamente anche ad AWS Friuli per affermare che è un progetto semplicemente folle quello di costruire un resort lì sulla foce del fiume, sul canale di Scolo, ecco. Sì, anche E... perché allora sembra che si parli di ambiente così per moda, ma i danni all'ambiente che stiamo creando hanno conseguenze pesanti sulle vite quotidiane delle persone. Ecco. Io vorrei che noi ce lo ricordassimo questo, no? Dall'inquinamento che ha fatto alzare tantissimo negli ultimi anni i casi, per esempio, di asma nei bambini, perché respirano nei grandi centri, insomma, respirano un'aria molto inquinata, a tutti i disastri del dissesto idrogeologico dovuto proprio alla cementificazione perché Sì. l'acqua non trova, no? Certo, infatti un altro dei temi è proprio la deimpermeabilizzazione del suolo, no? Anche perché in Veneto, insomma, non mancano i capannoni sfitti, sono circa 11.000 e questo crea un tema enorme nel momento in cui arriva l'evento climatico estremo come la bomba d'acqua, come altri eventi che possono accadere e che accadranno sempre di più, insomma. No, e poi anche ormai è visto e studiato che con l'innalzamento dei mari, cioè tutta la fascia costiera sarà sotto. Quello che nessuno mette ancora, no, un punto a cercare di pensare a risolvere quello che succederà fra 15-20 anni. Eh sì, purtroppo la politica ha iniziato a guardare il brevissimo periodo e non più a fare pianificazioni di medio-lungo, ma sicuramente tutta questa gestione emergenziale non solo dei fenomeni climatici estremi, ma di tanti altri fenomeni, come uno che mi viene in mente ad esempio in questo momento è l'immigrazione, che mi sta particolarmente a cuore. Crea sicuramente un problema, cioè, ma non è un problema di destra o sinistra, crea un problema nella gestione del fenomeno, cioè il livello di di innalzamento del mare, cioè una cosa che va calcolata. Ieri sera parlavamo proprio di un altro tema a Venezia che è fondamentale, che è la qualità dell'aria. Cioè non vengono studiati i motori per le navi, per le imbarcazioni, e a Venezia girano 70.000 imbarcazioni circa, che tengano conto o che abbiano gli stessi parametri rispetto a quelli delle auto invece, no? Perché una città come Venezia ovviamente ha un traffico che è anomalo, nel senso che non è fatto da veicoli, da automobili, ma è fatto appunto da imbarcazioni e non esistono di fatto, se non le leggi internazionali, delle leggi che vanno poi a normare quelle che sono le emissioni di queste imbarcazioni, o esistono ma sono molto molto permissive, molto di più rispetto a quello che abbiamo con i veicoli, e questo comporta una qualità dell'aria sicuramente che non rispetta quelli che dovrebbero essere i parametri. Insomma, sappiamo che in Veneto abbiamo una delle aree più inquinate d'Europa, ecco. Certo. E, allora, rifacciamo la domanda che abbiamo fatto anche Ad alla Andrea. Allora, presentati un pochino, abbiamo capito che hai 32 anni, di che cosa ti occupi e se hai un'esperienza politica di qualche tipo alle spalle. Allora, io ho studiato prima relazioni internazionali e poi ho studiato una laurea sempre all'interno dell'ambito delle relazioni internazionali, ma che si chiama sperimentale, che si chiama Governance dell'emergenza. E poi ho iniziato a lavorare all'interno della logistica, ho fatto un master in supply chain management e ho iniziato a lavorare in aziende multinazionali, poi ho avuto un'esperienza in un'azienda più piccola, adesso mi trovo in un'azienda media, sempre all'interno del settore privato. E ho fatto il consigliere comunale nel comune di San Stino di Livenza ed è da ormai 3 anni e mezzo, che milito all'interno di Sinistra Italiana e ricopro il ruolo di coordinatore del Veneto orientale.
Abbiamo seguito appunto diverse campagne elettorali nel Veneto orientale nel corso di questo periodo e abbiamo creato, diciamo, dei gruppi di persone con le quali poi abbiamo collaborato per iniziare la stesura del programma di queste elezioni regionali. È importantissimo per noi, diciamo, non solo aver ricevuto questo contributo da parte del territorio, ma poi anche confrontarci con i cittadini all'interno della campagna elettorale, che è quello che stiamo cercando di fare. Per questo abbiamo organizzato diversi incontri anche in territori poco battuti dalla politica nostrana, come Meolo, come Quarto d'Altino, come tanti altri piccoli comuni del Veneto orientale, ma non solo, insomma. E abbiamo raccolto centinaia di feedback dalle persone e che stiamo appunto rielaborando per poi avere una situazione un po' più chiara. Credo che nel 2025 i partiti debbano cercare un po' di aprirsi verso l'esterno, di cercare un dialogo con le comunità, di essere presenti sul territorio. Sono tutti slogan molto belli in campagna elettorale, difficili poi da tradurre in azioni concrete, perché di fatto questa cosa non viene mai fatta. Noi l'abbiamo presa un po' come sfida e stiamo cercando di portarla avanti. Non è una cosa facile, è una cosa molto impegnativa, però è una cosa che dà anche molte soddisfazioni e che apre anche un po' la mente, perché poi porta davvero a confrontarsi con le persone, a capire quali sono le sensibilità sul territorio, a capire meglio quali sono i problemi. Ecco, questo è un po' il senso della campagna elettorale che stiamo portando avanti, un po' anche il senso che deve avere la politica nel nostro territorio dal mio punto di vista, ecco. Sì, grazie. Allora ricordiamo intanto questa sera fra un'oretta l'appuntamento in Comune a Jesolo con Legambiente e con alcuni È già in corso una riunione. Ecco, e domani invece alle 18 in Comune a Cavallino Treporti con Davide Simonella e con il candidato dei 5 Andrea Stelle De Carlo. Ecco, per parlare invece di sanità. Ecco, sono temi molto caldi, anche insomma sì, la sanità che qui a Cavallino è particolarmente, ma non solo, insomma sappiamo che sono tanti piccoli comuni che soffrono varie carenze e un po' tutti comunque cittadini, comuni piccoli o comuni grandi che soffrono liste d'attesa infinite, ma proprio infinite. Ecco, quindi raccomandiamo ancora di andare a votare perché è un esercizio di democrazia, perché così dopo insomma, se votiamo scegliamo anche chi farà delle scelte molto importanti, perché su alcuni temi, dicevamo anche prima, la regione ha un ruolo molto importante e può cambiare veramente le cose, ecco, nel bene. E quindi stiamo a vedere insomma come va. Grazie Davide. Grazie Davide, e ci vediamo domani e buona fortuna. Grazie a voi, grazie dell'invito. Rivederti il consigliere regionale. Buona serata. Comunale ho già dato, speriamo regionale. regionale. Ciao, buona serata. Penso che cazzo ci faccia il Pigneto, la moschea del Bangladesh. Credo sia tutto inutile. Mentre sotto la tangenziale tutta Roma passa sopra di me. E sopra di me. E mi chiedo troppo spesso se c'è una svolta, una soluzione, una domanda a cui potrai rispondere anche incazzata con me. Passi tutte le notti da sola e non ci pensi ancora a quello che saremo io e te e a tutto il bene che c'è, anche se scappo lontano da te, vicino Como oppure in Portogallo, forse in Messico c'è un filo che mi lega a te, che è frutto solo del nostro amore, prima o poi dovrai capirlo da te, o fare finta che i miei pensieri sono più di 1000, sono come le antenne, le parabole sopra i tetti di 100 celle, come l'inchiostro sulla mia pelle, o quelle idee che si diramano fino alle stelle, la mia testa troppo pesante.
Vorrei solo che venissi da me a parlare di che cazzo è successo e come mai hai covato tutta questa rabbia per me. Vorrei sentirlo da te, mentre pranzo una tavola calda e scrivo un disco che sicuro avrà a che fare con te e avrà a che fare con me. Per quanta rabbia ancora c'è, io vivo dentro un frullatore, vedo tutto scolorito, soffro come te. Magari non proprio lo stesso, ma ti penso ogni secondo e dormo ancora alle 3, quando il tormento non c'è. I miei pensieri sono più di 1000, sono come le antenne, le parabole sopra i tetti di 100 celle, come l'inchiostro sulla mia pelle. I miei pensieri sono più di 1000, sono come le antenne, le parabole sopra i tetti di 100 celle, come l'inchiostro sulla mia pelle. Ho quelle idee che si diramano fino alle stelle dalla mia testa, troppo pesante. I miei pensieri sono più di 1000, sono come le antenne, le parabole sopra i tetti di 100 celle, come l'inchiostro sulla mia pelle. I miei pensieri sono più di 1000, sono come le antenne, le parabole sopra i tetti di 100 celle, come l'inchiostro sulla mia pelle. Ho quelle idee scritte di fretta in via delle Betulle dalla mia penna, troppo pesante. Eccoci qua nuovamente, siamo alla fine, come sempre ad ogni puntata abbiamo un musicista. Rossella, adesso noi viaggiamo con la nostra mongolfiera a Roma e troviamo con noi Leonardo Angelucci. Ciao Leonardo. Ciao, buonasera. Benvenuto a bordo. Grazie mille. Allora, Leonardo è uscito l'ultimo suo pezzo, il suo brano, Plurale come due. No, è uscito 10 giorni fa, no, Leonardo? Sì, è il mio secondo album in studio. Sì, dove ci sono una decina di brani, no, tutti ovviamente originali, che si possono trovare ora, sia a comprare il disco, credo, che anche attraverso le piattaforme, no? Sì, ci sono 8 brani originali prodotti nel 2022 insieme a Giorgio Maria Condemi e disponibile sia in ascolto sulle piattaforme principali di streaming, Spotify, YouTube, che sul mio sito leonardoangelucci.it è possibile acquistare anche la copia fisica, in questo caso di una musicassetta in tiratura limitata. Musicassetta. Ho fatto un'operazione nostalgia, visto che ormai veramente le macchine non fanno neanche più i lettori CD e diciamo sempre fatto i CD vinili, hanno un costo abbastanza esoso. Allora ho detto faccio un'operazione nostalgia, volevo creare un memorabilia per chi veniva soprattutto al mio concerto di presentazione che è stato lo scorso 7 novembre a Roma e niente, ho fatto questa fantastica cassetta colorata in tiratura limitata, io vi faccio pure vedere. Certo. Ma ci sono pochi supporti di ascolto, no? In giro. Mentre col giradischi, diciamo, il giradischi ormai sta già riprendendo un po' quota col disco vinile. Le cassette... Diciamo che ci sono negli ultimi 2 o 3 anni ci sono diverse band, soprattutto fuori dall'Italia, che hanno ripreso anche sempre in quest'ottica a seguito del vinile, del ritorno nostalgico, dell'ascolto da audiofili e da appassionati del supporto fisico analogico. C'è un ritorno anche alle cassette, molto meno del vinile, dei CD,
però ripeto, nel mio caso, volendo creare un memorabilia che comunque contenesse poi anche un QR code dentro che permette di scaricare il disco in digitale, ovviamente, perché ho pensato alla fattibilità più o meno dell'ascolto, è più che altro un oggetto da portarsi a casa come ricordo dai miei concerti. Ascolta, anche la copertina è un po' fantascientifica, no? Cioè, dietro di tutto nella copertina. La copertina è un dialogo, è un'opera a 4 mani con l'intelligenza artificiale. Mi piace definirla un uso consapevole dell'AI generativa in ambito creativo artistico, perché c'è un po' una demonizzazione, secondo me, dell'intelligenza artificiale oggigiorno, perché sembra soltanto uno strumento per intorpidire ancora di più i nostri cervelli. Invece, secondo me, la nostra generazione, se impara ad utilizzarla come strumento per affiancarsi ad un team e moltiplicare il multitasking, il lavoro creativo, eccetera. In questo caso io ho fatto ascoltare all'intelligenza artificiale il mio disco, gli ho fornito i testi e gli ho descritto quella che era l'illustrazione che avevo in mente. Mi ha creato varie tipologie di illustrazione, dopodiché io ne ho scelta una e l'ho modificata io su Photoshop, quindi c'è poi alla fine la mano dell'autore sul prodotto finale, nella color, nella composizione, eccetera. Però mi piace sottolineare che comunque, come in ogni ambito, anche in quello musicale, non è solo una demonizzazione quella dell'intelligenza artificiale, può essere, come ogni avanzamento tecnologico, anche l'invenzione della chitarra elettrica poteva sembrare una blasfemia per i puristi della chitarra classica, invece poi dopo ho generato tante cose belle negli anni 60 e negli anni 70, quindi... No, sono pienamente d'accordo con te, con l'uso. Anche la nostra sigla, la nostra voce finale della sigla è fatta con... abbiamo un'intelligenza artificiale che ci parla. Però, insomma, se la si usa come, diciamo, come correttore, no, quando si usa il correttore ortografico all'inizio con i PC. Per velocizzare alcune operazioni mnemoniche o per avere delle suggestioni, avere una visione più complessiva anche di un'idea astratta, avere una schematizzazione che ci aiuta a pianificare il lavoro, diciamo, ecco, può essere un valido strumento d'aiuto per moltiplicare la produttività in ambito creativo. Io la vedo, non la vedo sicuramente come sostituzione, non le farei mai scrivere una canzone, una musica, questo sicuramente sì. Ascolta Leonardo, ma tu canti e componi e suoni, com'è? Sì, io sono un cantautore, nasco come chitarrista rock e blues e quindi suono principalmente le chitarre elettriche acustiche nel disco e sono anche l'autore dei testi, quindi anche di conseguenza il cantante, l'interprete delle mie canzoni. E nel disco ho suonato anche dei bassi, è stato suonato e prodotto insieme a Giorgio Maria Condemi allo Strastudio di Centocelle a Roma. Giorgio, che è chitarrista di Marina Rei, Giovanni Truppi, Motta, e Spiritual Front, insomma un sacco di progetti di musica indipendente in ambito sempre rock. Abbiamo suonato tutto insieme, c'è stata questa voglia di fare un disco alla vecchia maniera, anche un po' con delle sonorità anche un po' sporche, proprio perché anche nei testi è un disco molto viscerale, che parla di un periodo abbastanza tosto del mio passato, del mio recente passato. No, ma in effetti, ascoltando i brani, si ritorna un attimino indietro e sono piacevoli. Finalmente, ascoltando un po' di brani, ho detto, finalmente un po' di musica buona, di canzoni. No? Oggi è il secondo apprezzamento che ricevo appunto da degli addetti ai lavori in questo senso, nel senso che mi dicono che ascoltano tantissima musica che gli viene proposta nelle radio, eccetera. Però oggigiorno ma io la vedo un po' come una diretta conseguenza della dittatura del capitalismo, cioè c'è questa ipersaturazione di pubblicazioni, ognuno può fare musica anche dentro casa, anche con un telefonino, e quindi c'è un'offerta incredibile che tante volte annienta anche, lascia
nel Certo. sottobosco musicale tante offerte valide, soprattutto da parte di chi lo fa da tanto tempo, con tanti sforzi, tanti investimenti e tanti chilometri sulle spalle nel furgone da una vita, quindi c'è un po' una voglia anche liberatoria di voler far suonare le chitarre e basta con questa trap, con questa musica usa e getta, con la concezione dei singoli, anche c'è un po' una voglia anche di ritornare ai dischi che devono essere ascoltati nella loro interezza, perché ogni disco è una fotografia di un momento storico dell'artista, racconta una storia dall'inizio alla fine, ha una determinata sonorità e delle influenze, un'ispirazione, perché insomma... Beh, in effetti quello che stai raccontando, quando ho aperto, che mi è arrivata la notizia dell'ultimo brano, ho aperto e ho detto, oh, finalmente non c'è solo un brano, ma siamo a 8, 9, un album completo, insomma, diciamo che ascoltandole bene si riesce anche a capire il cantante, ascoltando tutta una serie di canzoni all'interno di una produzione, che non un singolo che lo ascolti e dopo passa via. Beh, io essendo anche un grande fan della musica degli anni 70, sono anche un po' legato sia dal lato Beatles che dal lato musica rock progressive, sia italiana che internazionale, proprio al concetto di concept album, quindi proprio degli album che raccontavano una vera storia, che erano quasi delle colonne sonore di vere e proprie sceneggiature che dall'inizio alla fine ti portavano all'interno di un viaggio musicale che ti teneva incollato al giradischi, se non per il momento di voltare il lato dall'inizio alla fine, quindi c'è un po' quella voglia lì di portare l'ascoltatore all'interno del mio mondo, in questo caso di una porzione della mia vita molto sconvolgente, cioè il tema della dualità, quindi sia in senso positivo che in senso negativo, perché sia perché è il mio secondo disco, sia perché si chiama Plurale come due, perché è una dedica esplicita alla release più importante che io ho fatto nel 2022, che sono appunto Damiano e Ilenia, i miei due gemelli, che in questo caso mi sento di dire una release dove il lato A e il lato B sono entrambi dei singoli, dei pezzi forti, non c'è la canzone più forte e quella, e quella più debole, come si faceva una volta, e quindi è sia una dedica che poi spesso nascondeva delle chicche il B, però insomma. Esatto, molto spesso nascondeva anche degli outtake particolari, però nel mio caso ecco è sia una dedica che appunto il mio secondo album, quindi Plurale come due, e il tema della dualità, l'inizio e la fine, l'amore, la sofferenza, il giorno, la notte, è diciamo scandagliata nelle 8 canzoni in varie tematiche e vicissitudini che ho vissuto e in vari contesti della vita di tutti i giorni di ognuno di noi. Va bene, Senti, Leonardo. a proposito di... No, io sono sempre curiosa di sapere un po' l'ispirazione da dove arriva, cioè se hai dei musicisti che secondo te insomma ti hanno ispirato, ti hanno regalato degli spunti. Allora, a livello cantautorale, io sono sempre stato molto affezionato al cantautorato italiano, Fabrizio De André, Lucio Battisti, Rino Gaetano, Ivan Graziani, che poi incarna in qualche modo proprio la mia figura tipo, perché è il cantautore ma anche il chitarrista rock, quindi infatti nei miei live io porto sempre dietro almeno un medley di Pigro, Monna Lisa, il chitarrista, lo porto sempre in chiave moderna, una citazione al Lupo di Teramo. E dal punto di vista del sound del disco c'è un palese riferimento a quello che è tutto il folk rock, folk punk e anche il post-punk di stampo inglese e irlandese. Ci sono delle sonorità di chitarra con il fuzz molto aggressivi in alcune canzoni, bassi distorti, batterie suonate con dei groove molto accattivanti. Tendenzialmente ci sono corde, un disco sulle corde, chitarre, bassi, batteria, suonato anche dalla mia band in quartetto rock, quindi senza le tastiere come ho fatto in passato in altre mie canzoni e senza
diciamo parti di fiati, eccetera. Un disco molto, molto sintetico, se vogliamo, per quanto riguarda la grammatica musicale, però appunto rispecchia la veridicità, la verità dei testi delle canzoni. Beh, complimenti. Va bene, Leonardo. Allora, sei stato due giorni fa, sabato scorso, a Rieti. Le prossime date vedo Allora, dal tuo sito, sei a Velletri. Allora, sarò, no, in verità, sì, al birrificio Sabino. Se l'hai fatto. Ok. E saremo a Velletri il 13 di dicembre alla Tognazza, che è la casa museo di Ugo Tognazzi, gestita dal figlio Gianmarco Tognazzi, in questi concerti intimi che vanno subito sold out, che chiama Situation, appunto citando la scena famosa di Amici miei di Monicelli, in un posto che è un po' un tempio del cinema italiano, perché dove sono state scritte tante sceneggiature, tanti film, dove sono passati appunto Monicelli, De Sica, eccetera, e sarò insieme agli Scaperol per una serata dove presenterò le mie canzoni. Va bene, Leonardo, grazie. E adesso noi ci sentiamo Extraterrestre, l'ultimo brano del tuo lavoro, e in bocca al lupo per tutto. Grazie E in bocca al mille. lupo. Grazie, Leonardo. Ciao. Lunga vita al lupo, grazie a voi. Sono un extraterrestre, eppure tutto questo non ci ha salvato dalla fine. C'erano troppi occhi alle finestre che aspettavano impazienti che noi due ci lasciassimo. E ora vado avanti, te l'avevo detto, magari ci si vede in giro. I posti in comune che frequentiamo sono talmente tanti che prima o poi poteva succedere. Tu per adesso non reagire per ripicca, anzi piuttosto elabora bene il lutto. Altrimenti quella promessa col mignolo finiremo per non poterla mantenere più. Hai mica staccato le foto, oppure che ne so, mi hai rimosso dagli amici. Sarebbe veramente infantile, anche se ammetto che il distacco aiuta. Pensa che io, per esempio, non mi sveglio più con il senso di fallimento. Ho ripreso in mano tante cose e faccio terapia scrivendo pezzi come questo. Ciao, ci vediamo casualmente o quando preferisci. Ti auguro davvero il meglio e ti voglio bene. Un abbraccio. Extraterrestre di Leonardo Angelucci. E mentre eravamo in onda c'è arrivato un messaggio di Sami
quindi non lo abbiamo ascoltato nemmeno noi, lo mettiamo subito così come è arrivato e diciamo che martedì prossimo non andiamo in onda perché abbiamo fatto una produzione col Giro del Mondo e con Radio Nostra. Abbiamo una serata tutta mia, un omaggio dedicato a Mia Martini, il 25 novembre, appunto martedì, che è la serata del femminicidio, contro il femminicidio, alle 20:45 in sala teatro a Cassavio, come vedete la locandina. Abbiamo prodotto questo spettacolo in onore anche del, mi pare, il 40° anno della morte di Mia Martini. Quindi questo omaggio a Mimì, insomma, è dovuto e l'abbiamo preparato appunto per martedì prossimo, quindi non saremo in onda martedì, vediamo se la recuperiamo mercoledì sera e vediamo. Intanto allora ascoltiamoci il messaggio di Sami Abu Omar da Gaza. Qui a Gaza la situazione è una situazione mai passata, soprattutto da un anno così drammaticissima, perché oggi è stata una giornata di pioggia interrotta, ha piovuto tantissimo, era belligente, soprattutto che noi tutti quanti che viviamo dentro le tende, ci sono tante tende che sono nelle zone sulla spiaggia, sono state negate, altri stanno in un posto praticamente sotto di un buco, qualcosa, c'era una situazione molto grave, c'è la gente alzata la sera, è alzata dalla pioggia perché era negata loro con le loro materasse, con i coperti, situazione molto drammatica. Le nostre tende sono quasi da 2 anni, non sono cambiate per questo, sono dal caldo, dal freddo, tutte praticamente erano quasi sfinite, la maggioranza sono bucate. Le tende dicono, tutte le organizzazioni mondiali dicono ci sono ancora 300.000 tende, sono i confini che devono entrare la popolazione di Gaza, però non sta entrando niente, o quelli che sono entrati pochissimo, perché l'80% della popolazione sono senza tenda, che Gaza siamo 2.200.000 persone, vuol dire quasi 1.700.000 persone sono sotto tende, sono già asfalte, gente già sono spaccate, bucate, tutto quanto. Prima, quando non ci pioveva, la gente pregavano al Dio che se ci piove, ora pregano Dio che non pioverà più, situazione molto grave, soprattutto a quelli che stanno sulla spiaggia, che l'acqua del mare, anche con il vento, perché c'era anche un vento fortissimo che ha strappato delle loro tende e l'acqua è entrata dentro le tende, bagnando tutto, e poi con questo freddo terribile, perché quando inizia la stagione dalla pioggia continua per una settimana, qualcosa in più. Aspettiamo il peggio, perché anche ora bisogna, per fare da mangiare, per tutto, la gente prima, durante tutta l'estate, facevano lì dentro fuori, ora non posso nemmeno accendere il fuoco dentro la tenda, perché già una tenda piccolissima, sono 5 per 4 le tende, sono 20 metri quadri dove ci stanno 10-15 persone insieme, poi non accende il fuoco dentro, se no si soffica. Abbiamo bisogno tutta la popolazione di coperti, di materassi, di vestiti pesanti, perché quando siamo sfollati questa volta 6 mesi fa eravamo tutti, era l'estate, siamo usciti con i vestiti che ci avevamo addosso, era tutti vestiti di estate, tutto quanto. Un'altra tragedia si comincia da nuovo e questo continua, il genocidio contro tutta questa popolazione, una situazione non mai abbastanza praticamente meglio, perché ogni giorno che passa praticamente sta ancora più difficile. Anche con questa tregua le cose non andranno bene, abbiamo
ora cominciano anche tutte le malattie di stagione, dal raffreddore, tutto quanto, di polmonite, tutto quanto a causa del freddo. E speriamo che il mondo fa una giustizia che rispetta i nostri diritti anche di avere una vita migliore, però non si vede perché il mondo ora sta impegnando per un'altra cosa, perché da quando c'è la tregua c'è calata la tensione sulla questione palestinese, soprattutto sulla questione di Gaza. Ecco, abbiamo sentito l'ultimo messaggio di Sami e abbiamo sentito un po' giù, non vede soluzione, almeno però le bombe non ci sono, stanno ancora sotto le tende, vediamo un po' come sarà questa ricostruzione. Ci ascoltiamo l'ultimo brano di Leonardo Angelucci, Camaleonte, e poi ci salutiamo. E mi innamoro di tutto e mi coloro di niente. Io sono mille nessuno, con le mie dipendenze sono un deficiente. E mi riempio di sogni, restando lì trasparente. Poi ricomincio da capo, sopra un ramo diverso, come un camaleonte. Oramai conosco tutti i bar che vuoi. Giro vagando 100 sere, ho suonato la mia musica e poi fatto fallire il mio barbiere. Ero solo come un Luna Park, lo sai, quando è domenica mattina. Ora credo nell'umanità, e che vuoi, si cambia spesso nella vita. E mi innamoro di tutto e mi coloro di niente. Io sono mille nessuno, con le mie dipendenze sono un deficiente. E mi riempio di sogni, restando lì trasparente. Poi ricomincio da capo, sopra un ramo diverso, come un camaleonte. Ho studiato all'università, però non era quello che sognavo. Io volevo fare la rockstar, semmai a 27 andare in cielo. Ed invece sono ancora qua, però a volte mi sento un bambino, specie quando penso a mio papà, a noi e a quali scherzi fa il destino. E mi innamoro di tutto e mi coloro di niente. Io sono mille nessuno, con le mie dipendenze sono un deficiente. E mi riempio di sogni, restando lì trasparente. Poi ricomincio da capo, sopra un ramo diverso, come un camaleonte. Come un camaleonte, come un camaleonte, come un camaleonte. Come un camaleonte, come un camaleonte, come un camaleonte. Musica liquida, si scivola, giochi di società. Su Instagram resterà l'anima che già lo sa, sì lei lo sa, sì lei lo sa, sì lei lo sa. E mi innamoro di tutto. E mi riempio di sogni. Come un camaleonte, come un camaleonte, come un camaleonte. Come un camaleonte, come un camaleonte, come un camaleonte. Come un camaleonte, come un camaleonte, come un camaleonte. Come un camaleonte, come un camaleonte, come un camaleonte. Giro del mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio, Rossella, Gianluigi, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo, a martedì prossimo. Bene, a martedì prossimo, Rossella, puntatona anche questa serata. Sì, con Star il Delfino, mi sembra la trama di oggi, però insomma no, puntata interessante, densa di spunti anche per le scelte che dovremo fare a breve. E
E come abbiamo detto, martedì prossimo non ci siamo, ci vediamo se la facciamo mercoledì oppure a martedì successivo. Comunque appunto registratevi al canale così sapete quando andiamo in diretta. Così ci sono gli aggiornamenti. Esatto, ma e tu guardavi Flipper, il telefilm del delfino? No. No. Cose degli anni 70, cose così. Ma lo sai che caschi male con me, con queste cose. Va bene, ci C'è sentiamo. un buco nero al posto della televisione, c'è un buco nero tra l'Isola del Tesoro, che però è una cosa veramente archeologica. E basta, altro non mi ricordo. Comunque rifanno Sandokan se vuoi rivedertelo. Va bene, teniamo presente. Grazie, ci sentiamo Grazie a prossimamente. tutti.